Allora, ritorneremo sul tema della sanità perché è stato soltanto accennato, dobbiamo riapprofondirlo, però un'altra questione urgente ed è stata già affrontata in studio con i nostri ospiti è la questione Nasarco, ovvero, passo a lei la parola per il dottor Ticozzelli, perché lei proprio è l'esperto al riguardo. Cosa si rischia? Tante vittime. Contribuito per tanti anni e rimaniamo silenti, ci chiamano, in Enasarco abbiamo proprio un capitolo. Allora, in Enasarco sono quei contributi che vengono versati da chi è agente di commercio. Sì, e non solo agenti di commercio, anche diciamo, i nuovi che lavorano per le banche come procacciatori per tirare su soldi e metterli in fondi di investimento, quindi la platea si è allargata molto, si è ridotta dalla parte del commercio ma si è ampliata molto sulla parte delle banche. Quindi questo è come versare i contributi, le altre persone riversano i contributi normali, giusto? Noi abbiamo la doppia contribuzione obbligatoria, ma è obbligatoria per tutti e due gli enti, sia INPS che Enasarco. Ma purtroppo non tutti raggiungono i 20 anni. Perché devi versare per 20 anni consecutivi? No, possono essere anche intervallati, ma devono accumulare 20 anni. Dir la verità, dal 2012 hanno posto una clausola per 5 anni che partirà però dal 2024, ma di cifre di quanto uno possa prendere con 5 anni di versato non si sa, perché la media di un agente che è andato in pensione, dalle statistiche che escono da Enasarco, siamo sui 7.800 euro annui, con 20 anni di contributi, quindi se mi dà 600-700 euro al mese, 20 anni di contributi, con 5 quanto è? 100-150? Cioè, non abbiamo ancora, e poi il bello è che partiranno dal 2024, quindi magari metteranno altri paletti da qui al 2024. Chi è che dà Federcontribuenti che dà un aiuto a questo riguardo? Federcontribuenti, per questo già abbiamo fatto una trasmissione tempo fa e ne abbiamo parlato, sicuramente dà un contributo, un aiuto, nel senso che non può dare un aiuto economico, ma dà un aiuto a risolvere questi problemi. Io una domanda mi farei, forse provocatoria, ma, la faccia. Sì, ma tutti quei centinaia di migliaia, milioni di contributi che vengono dati a Enasarco e che non vengono mai più ripresi perché uno li ha dati per 6 anni, 7 anni, 8 anni, che fine fanno? Non lo sappiamo, gli abbiamo chiesto. Come non lo si sa? Vedi? Vedi? Non ci rispondono. Sparisce il tesoro? Non posso dire che sparisce il tesoro, però non abbiamo una voce di capitolo, dove ci chiamano silenti Enasarco, siamo sui dati ufficiali fino al 2016-17 625.000, ma con un abbandono di 5.000 posizioni annue. Siamo nel 2020, facciamo presto, siamo sui 650.000 persone, famiglie, perché l'80% sono uomini, e poi ma poi hanno perso il diritto di maturare una pensione. Sì, ma questa è una cosa che io vorrei che venisse Infatti volevo spiegata. Allora, avvocato, aspetti, siccome abbiamo un collegamento telefonico con il signor Mario che ha una testimonianza a riguardo, quindi infatti volevo chiedere l'intervento dell'avvocato Zanetti perché qua ci serve l'avvocato. Sì, no, nel senso, dove sono andati a finire? Allora, io non sono un giuslavorista, per cui non voglio entrare nello specifico di quello che è materia di altri, assolutamente, ma io credo che tutta quella che è la contribuzione che è stata versata sia finita in un grandissimo calderone dove ci sono, poi sappiamo per sentito dire, ma anche diciamo lo sprovveduto ormai sa la differenza fra il sistema contributivo e retributivo, per cui c'è questa differenza abissale, no? Fra le vecchie generazioni che andavano in pensione con l'ultimo anno di stipendio, con l'ultimo anno di contribuzione, o meglio di retribuzione, scusate. Invece ci sono le nuove generazioni che si trovano in una situazione tale in cui la crisi economica, la chiusura delle imprese, la restrizione di contributi statali per l'avvio di nuove attività e quant'altro, cosa fa? Porta ad un reddito delle nuove generazioni assolutamente inferiore, che deve far fronte a pagamenti per future pensioni che non vedranno probabilmente mai, quindi buttano dentro questi pochi soldi che riescono a raccimolare, per i quali sono costretti a pagare all'interno di questo calderone,
calderone per pagare le pensioni d'oro di vecchi pensionati, ma con la differenza che probabilmente 20-30 anni fa, oltre a pagare molto poco di contributo, facevano una marea di nero tutte le classi sociali, probabilmente tranne il dipendente, ecco, e quindi contribuivano minimamente e mettevano via un bel po' di soldini. Adesso le nuove generazioni che si trovano a non poter fare altro che lavoricchiare alla meno peggio, a dover contribuire molto di più, ma a sapere che stanno pagando le pensioni per degli anziani che hanno fatto, tra virgolette, hanno vissuto la bella vita degli anni 60 e degli anni 80, e a differenza di adesso invece sono abituati ad un altro tenore di vita che non possono più sostenere le nuove generazioni. Assolutamente, io passo la parola, penso che abbiamo il collegamento con il signor Mario. Pronto, buonasera? Pronto? Pronto, la sento. Buonasera, buonasera. Lei di dov'è? Io sono di Reggio Calabria, però vivo a Cosenza. Ci racconti la sua vicenda? Guardi, io nel 2014 improvvisamente sono stato male, portato in urgenza in ospedale e mi avevano dato 62 ore di vita, però ringrazio Dio, sono ancora qui che sto parlando. Sono rimasto 3 mesi consecutivi in ospedale, ho dovuto mettere la firma io per uscire perché non ce la facevo più stare là su un letto, e oggi mi ritrovo su una sedia a rotelle. Scusi, lei che lavoro faceva? Che lavoro faceva? Sono un agente di commercio. Perfetto. Diciamo dopo circa 4-5 mesi mi sono ripreso, uscito dall'ospedale e ho chiamato l'Enasarco a Catanzaro e ho detto se gentilmente mi davano la mia posizione per capire più o meno se potevo, se avevo finito gli anni previsti, anche se quando ho iniziato io erano 15 anni e poi li hanno passati a 20, e se potevo a questo punto continuare volontariamente a pagare i contributi. Mi hanno detto che avevo versato quasi 19 anni, per cui mancava molto poco per i 20, e gli ho detto ok, allora pago in modo volontario. Mi hanno detto no, perché i termini sono scaduti. Gli ho detto scusi, i miei soldi li avete proprio persi. Ma come sono scaduti i termini? Cosa vuol dire questo? Avvocato, perché praticamente loro stabiliscono sia gli anni sia che i termini per poter pagare anche i contributi volontari, per cui per me è un gioco tutto a favore loro, perché se uno sta male in quel momento che sta male non può pensare a chiedere i contributi, perché io ero in fin di vita quasi. Praticamente mi hanno detto queste le sue parole, è inutile che fa qualcosa, può andare dove vuole, ma non può fare niente perché ha perso i soldi. Lei si è rivolto comunque, ma lei si è rivolto a qualcuno per essere supportato in questo? È andato da... Guardi, io ho chiamato spesso e volentieri l'Enasarco, anche dei messaggi che ho scritto all'Enasarco, alla Fondazione Enasarco. Inizialmente mi hanno quasi preso in giro, quasi scherzavano sul mio fatto. Dopodiché quando io ho detto che io andavo in televisione, portavo in qualsiasi trasmissione perché non è giusto e i miei soldi diventano loro, perché quelli sono i miei soldi, e non mi hanno più risposto. Se questo è un ente che deve garantire gli agenti e deve tutelarli, io non lo so che ente è questo, sinceramente. Quando è successo il fatto? È recente? Io sono stato male nel 2014, per cui dopo diciamo 4-5 mesi ho chiamato subito l'Enasarco e la loro risposta ha perso tutto. Anzi, mi hanno detto se la prenda col politico che una mattina si è alzato e ha detto che da 15 passano a 20 anni. Io so che nelle altre nazioni la pensione viene pagata in base a quanto si versa e non in base agli anni, perché uno può anche versare solo 5 anni, se all'improvviso mi succede un incidente io che faccio? Perdo tutto? Assolutamente. Grazie del suo intervento. Se vuole restare in linea ad ascoltarci e intervenire successivamente lo faccia pure, perché adesso do la parola appunto all'avvocato Zanetti oppure al dottore se vuole aggiungere qualcosa. Io credo che sia proprio una materia specifica di chi ha avuto rapporti diretti con Enasarco. Il problema, vi lascio poi parlare, il problema è abbastanza diffuso in quello che sono le contribuzioni separate. Io parlo per la Cassa Forense come negli anni 70
70 c'erano altre Quindi casse stessa problema anche per questo. È generico. È evidente. Se io domani mattina mi stanco di fare questo mestiere dopo aver contribuito per 15 anni, 18 anni di cassa forense, dove abbiamo circa il 19-20% fra quella chiamiamo non volontaria, scusiamo, la modulare e quella obbligatoria e quant'altro, è evidente che pagare quasi il 20% sul regime IVA significa che se io guadagno 100.000 euro più IVA al 22%, mi calcolano la contribuzione della cassa sul 15% sui 122.000 euro, cioè è una follia questa. E se io decido di cambiare mestiere perché non ho più da lavorare o perché mi invento qualcos'altro, cosa faccio? Non è che venga trasferita la mia posizione da una cassa, chiamiamola privata di settore, alla cassa generale dell'INPS. Assolutamente. La portabilità dei Chiaro. contributi. Se lo fanno con i telefonini, scusatemi, faccio una battuta. La portabilità della contribuzione, che la nostra contribuzione da Enasarco, adesso parlerà anche Patrizia, è comune, no? Il problema è comune a tutte le casse, che venga portata in INPS. Io non sono più agente perché non voglio più fare questo mestiere. Ma allo stato attuale manca una normativa a riguardo. Certo, ma non potranno farla per me. Prima di passare la parola prima a lei, dopo a lei, così. Volevo semplicemente dire che la testimonianza che abbiamo sentito riguarda un problema di contribuzione che non è possibile avere indietro, ma neanche sotto forma di pensione, perché si tratta di contributi che sono stati versati in periodi coincidenti con quelli dell'INPS. Quindi cosa succede? Abbiamo delle categorie... Cosa vuol dire in periodi coincidenti? In periodi coincidenti, perché gli agenti di commercio devono pagare per 2 pensioni, pagano l'INPS e pagano Enasarco. La legge quindi impone alcune categorie, come appunto gli agenti di commercio, ma anche i farmacisti dipendenti, che sono coloro che lavorano in farmacia ma non posseggono la farmacia, la legge impone di pagare per 2 previdenze, quindi l'INPS e nel nostro caso l'ENPAF, nel loro caso l'INPS e l'Enasarco. La legge però cosa dice anche? Che quando i contributi vengono versati in periodi coincidenti non sono né cumulabili né totalizzabili, quindi in un qualche modo non sono contributi recuperabili se non si raggiunge l'anzianità contributiva che chiede la cassa. Ora l'anzianità contributiva che viene chiesta da Enasarco è 20 anni, nel caso dei farmacisti sono 30 anni di versamenti e 20 di esercizio come farmacista. Quindi cosa succede? Che se la carriera lavorativa di un agente di commercio o di un farmacista dipendente è frammentata, quindi non farà tutta la vita il farmacista e lavorerà meno di 30 anni come farmacista, rischia di perdere quei contributi che sono appunto versati in periodi coincidenti con i contributi dell'INPS. Ma prende l'INPS? Allora, diciamo che all'INPS basta un'anzianità contributiva di 20 anni, quindi di solito quasi tutti riescono ad avere questi 20 anni, però l'ENPAF per erogare una pensione, ad esempio noi farmacisti dipendenti, noi paghiamo l'INPS dalla busta paga e in più di tasca nostra dobbiamo pagare l'ENPAF, che è l'ente di previdenza. Come gli avvocati, insomma, la stessa cassa dei professionisti. Qui si stava dicendo tutti, no, non tutti, perché sono poche le categorie che sono costrette ad un doppio obbligo previdenziale. Siamo noi farmacisti, quindi farmacisti dipendenti, i medici, gli agenti di commercio e una parte degli avvocati che sono rimasti pinzati. Mi sembra che in questo doppio obbligo contributivo, però è una parte limitata. Oggi in Italia i professionisti che sono costretti a un doppio obbligo previdenziale sono appunto farmacisti, i medici dipendenti, i farmacisti dipendenti e gli agenti di commercio, nessun altro. Noi ci sentiamo, almeno io mi sento discriminata come professionista, come lavoratrice rispetto a tutti gli altri professionisti che possono pagare per una sola previdenza obbligatoria e possono scegliere la seconda previdenza integrativa, che è una previdenza libera, facoltativa, non esiste un obbligo per una seconda previdenza. Certo. E in più non possiamo avere la restituzione quando i contributi sono insufficienti, quindi siamo doppiamente discriminati, secondo me al danno del dover pagare si aggiunge la beffa di non poter avere indietro i soldi se sono contributi silenti, cioè insufficienti alla pensione. Perfetto, deve aggiungere qualche cosa? Sì, no, se non ha il microfono, se non si mette il microfono. Ah sì, posso aggiungere una cosa.
Io ho avuto entrambe le situazioni, sono farmacista, laureata in farmacia, all'inizio ho fatto l'informatrice medico-scientifica addirittura da studentessa, e poi mi sono laureata e sono andata a lavorare in farmacia comunale per 20 anni. Dopodiché, siccome vendevano le farmacie comunali, sono tornata a fare il mio vecchio lavoro di informatrice medica. L'inquadramento spesso per gli informatori medico-scientifici è Enasarco, come agenti di commercio. Direi si trova un po' farmacia, un po' Enasarco, allora, un po' io mi sono trovata con dei contributi Enasarco che sfiorano i 15 anni, che non mi hanno maturato pensione, silenti. Mi sono ritrovate contributi ENPAF per ENPAF, è l'ente dei farmacisti, l'ente di previdenza, per 30 e passa anni, però io avendo fatto meno di 20 anni in farmacia non ho maturato nulla. Quindi? Per cui ho solo la pensione INPS. Perché? Ho 70 e passa anni. Per cui ho solo la voglio dire quello che io stavo dicendo poco fa. Si chiama furto. Ma ragazzi, non è furto, è proprio rapina. Questa è stata una rapina bella e buona, doppia. No, perché la collega ha pagato per tre pensioni, ne ha presa una, cioè paghi tre, prendi una. Ma anche col minimo, per assurdo magari. Ma niente, io ho chiesto all'Enasarco di quei soldi dove finivano, perché volevo che al limite me li versassero nell'INPS, aumentarmi la pensione un pochettino. No, sì, non allora. è possibile. L'Enasarco di Padova ha detto no. Non è assolutamente possibile. L'unica cosa che lei può fare a 70 anni è di rimettersi a lavorare come agente di commercio e maturare il minimo indispensabile. A volte si ha l'impressione che vogliono farti lavorare finché muori e così non ti devono dare nulla. Hanno risolto il debito. Assolutamente. Abbiamo proposto il buono funerale. Esatto. Sì, perché è un costo, almeno quello che si passa l'abbonamento. Torniamo su questi temi dalla parola che è alla generale, però pubblicità. Prima la pubblicità, poi torniamo insieme.